purtroppo quello è stato un episodio come ci sta nel calcio, dico. In un momento in cui noi eravamo sulla partita penso che potevamo affondare ancora di più, però vedo poi la squadra ha dimostrato di rimanere unita, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché contro una squadra come Marsala non puoi fare altro che fare una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Naturalmente possiamo crescere, dobbiamo essere sempre più completi possibile sotto ogni punto di vista. Quindi sono contento, ripeto, per la grande prestazione sia del primo che del secondo tempo. Rimane solamente questa situazione dell'inferiorità numerica che ha fatto uscire ancora di più il carattere della nostra squadra, ripeto, anche perché il nostro capitano, forse questa è la prima volta che mi capita la partita aveva preso, ci può stare, ripeto, la partita aveva preso una piega così molto, molto accesa, c'erano dei ritmi molto alti, quindi 2 falli consecutivi, insomma, credo sia stata una severità oltremodo, ma ripeto, rispettiamo la decisione dell'arbitro, poi alla fine questo ci è servito anche per testare la nostra tenuta mentale, che è stata veramente alta stavolta. Capita che magari vai su di giri, naturalmente vorresti entrare in campo, vorresti fare qualcosa, sappiamo benissimo che come sbagliamo noi sbagliano loro, quindi queste cose fanno parte del gioco, bisogna sempre rimanere nella giusta misura, al giusto posto. La cosa che magari mi va di sottolineare è che avrei voluto vedere una bella cornice di pubblico maggiore rispetto a quella che si è vista, purtroppo sappiamo per i motivi per i quali che già ne abbiamo parlato pure alla vigilia, ripeto, perché queste sono 2 squadre che insomma meritavano una cornice di pubblico, una partita che meritava una cornice di pubblico maggiore, ma va bene pure così, ripeto. Ci prepariamo la prossima settimana con la giusta determinazione, sapendo ad affrontare in un grande stadio una grossa squadra, e la cosa ci alletta, ci stimola tantissimo, quindi cercheremo di lavorare tantissimo in settimana e bene. Dobbiamo essere di più, sappiamo, la società è attenta, quindi già abbiamo discusso su quelle che possono essere le situazioni, poi ripeto, questa squadra che in questo momento ha dimostrato di lavorare alla grande, di saper reagire alle difficoltà, ma fa parte del DNA di questa società comunque. Nei momenti di difficoltà siamo sempre usciti con una grande determinazione. È naturale che i numeri ci dicono che dobbiamo arricchire ancora di più la rosa. Io credo che in settimana la società è molto attenta a questo tema e cercheremo di essere il più completi possibile prima dell'inizio del campionato. Siamo un ottimo gruppo e questa è la nostra forza. Ci siamo allenati tutto agosto ed è il gruppo quello fondamentale che conta. Sì, siamo un po' rimaneggiati con gli infortuni e quello, ma ci abbiamo messo il cuore in campo e siamo riusciti a strappare questo pareggio. Anzi, strappare. Ce lo siamo meritati. Siamo stati bravi quasi a sfruttare l'occasione che abbiamo avuto, abbiamo sfiorato il gol, non ci siamo mai sbilanciati, siamo rimasti sempre chiusi e compatti e abbiamo fatto una gran bella gara. Allora, l'obiettivo è sicuramente sempre fare meglio dell'anno scorso, ovvero per me dovrebbe essere playoff, però intanto pensiamo sempre a salvarci e mantenere la categoria.